Io mi chiamo Paolo Postier e sono cotitolare assieme a Eleonora di questa azienda che è nata nel 1966 per opera di mio padre e mio zio. Siamo un'azienda che opera nel settore della trasformazione della lamiera, carpenteria e verniciatura a polveri. Poi abbiamo un settore che si occupa di trattamenti degli acciai inossidabili e delle finiture degli acciai. Attualmente stiamo lavorando il 90% per l'Italia e dopo abbiamo dei clienti anche all'estero. Il nostro tipo di lavorazione e soprattutto la meccanica in genere è cambiata tantissimo in questi ultimi anni. Dal saper fare manualmente si è passate a una conoscenza generale di tutti i sistemi informatici, di macchine sempre più all'avanguardia e tecnologicamente avanzate. L'avvento di queste nuove tecnologie, Industria 4.0 in primis, ci permette di essere ancora sul mercato e in concorrenza con la grossa produzione che ormai si fa all'estero, soprattutto in Cina. Però fa venire fuori i problemi legati per esempio alla mancanza di manodopera specializzata, alle figure professionali che servono e non si trovano sul mercato e alla necessità di fare una formazione continua con l'aiuto anche dei centri specializzati. E attualmente anche le piccole aziende possono offrire dei percorsi formativi e di professionalità adeguata.